tutti, guardiamo un po' il video e un po' voi, magari poi lo giriamo. Benvenuti, questo è il terzo appuntamento, sì, il primo sull'Arno, il secondo sulle Gualchiere di Remole, e oggi ci si occupa di Firenze nei documenti del catasto ottocentesco. Io vi ringrazio il nostro ospite, ringrazio l'amico, il professor Fabio Lucchesi, di aver aderito, diciamo, a questa iniziativa. Ovviamente siamo tutti volontari, compresi i relatori, che mettono il loro tempo e la loro ricerca a disposizione di questo nostro ciclo di conferenze. Brevemente vi presento il professor Lucchesi. Insegna al DITA, al Dipartimento di Architettura di Firenze, sia nella quinquennale di architettura, ma soprattutto nel corso di pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, del quale è stato uno dei fondatori, in quanto poi allievo e collaboratore del professor Magnaghi, che ha sempre creduto fortemente in questo corso di studio. Fabio Lucchesi è ricercatore alla Firenze dal 2002 e poi successivamente professore. Ha al suo attivo tanti progetti di ricerca, sempre e si occupa tante pubblicazioni, ci sono decine di pubblicazioni, non le ho contate, ma insomma non importa. I temi di cui si occupa sono i temi dell'urbanistica. Prima ci si fermava a questa parola, l'urbanistica, appunto, dell'urbanistica, con una grande attenzione, come si vede anche dal tema che affronta oggi, alla storia e all'utilizzo delle fonti, all'utilizzo quindi di una vasta gamma di fonti. Si occupa di studio del territorio, quindi di studio del territorio, di progettazione del territorio, però uno studio del territorio basato sulla conoscenza, sullo studio approfondito del territorio, del patrimonio culturale, degli insediamenti, del paesaggio e delle società locali, anche direi, tutti elementi che si integrano, diciamo. E pertanto si occupa di lettura, di interpretazione, di analisi, di progettazione della città, del paesaggio, delle fonti, nei molteplici aspetti, con l'obiettivo, mi pare di aver, che poi anche l'obiettivo è un po' il manifesto anche del vostro corso di studio, di un uso sostenibile, di pervenire a un uso sostenibile del paesaggio, del territorio, della città. Quindi si potrebbe dire, diciamo, verso un'urbanistica sostenibile, insomma, vogliamo andare. Io, dopo questa breve presentazione, non ruberei altro tempo. Questo poi il lavoro, la ricerca che vi presenta oggi l'amico Fabio è una ricerca una lunga ricerca che si è conclusa da poco e che attraverso una fonte incredibile per gli storici, per gli urbanisti, per gli architetti, per i geografi, per chi si occupa, diciamo, di storia della città e del territorio, è una fonte incredibile, è il catasto lorenese, il catasto ottocentesco. E attraverso i documenti del catasto ottocentesco, di cui attraverso un'analisi, uno studio, un'analisi approfondita di questi documenti, oggi Fabio ci racconta un po' la sua ricerca e la Firenze che ne esce, che è una Firenze degli anni 20-30 dell'Ottocento. Quindi lascio subito la parola a Fabio e lo ringrazio di nuovo. No, grazie a te, Anna, grazie a voi di avermi dato questa opportunità. Naturalmente le mie competenze sono state molto sopravvalutate, ve ne accorgerete subito, ma comunque voglio dire, vi faccio vedere le questioni dal mio punto di vista. Io non posso raccontarvi Firenze, perché tutti voi sapete molto più di Firenze di quanto ne so io, che non sono uno storico, però come dire, posso aiutarvi a usare dei materiali che secondo me miglioreranno la vostra capacità di comprendere Firenze in quel periodo lì. Io presento gli esiti della ricerca che è confluita in questo volume qui, che ho contribuito a fare insieme alle persone che sono scritte lì dentro. Gianluca Belli è uno storico veramente, per esempio, lui garantiva
come dire, anche da quel punto di vista. Francesca Furter è una cartografa, la ricerca c'è anche una dimensione visiva, iconografica, di un qualche interesse, per noi è stato molto importante, spero di farvelo vedere. Io sono io e Paola Raggi è storica, è una grande, come dire, competenza nell'uso di materiali d'archivio. Questo materiale qui è un materiale di grande estensione, tanto posso fare delle escursioni anche su internet, vediamo se funziona, perché tutte le cose che io vi racconto sono, ecco, se ci assiste la tecnologia, sono accessibili liberamente. Per esempio, se voi, e questa dimensione, diciamo, dell'accessibilità è interessante complessivamente nel racconto che vorrei farvi. Per esempio, ora ci siamo già arrivati, ma se voi googlaste qualcosa del tipo FUP, che è Firenze University Press, che è l'editore del volume, e poi qualcosa tipo Firenze 800, lo facciamo in diretta, no? Vedete, a me è capitato come primo risultato, comunque insomma sono buone probabilità che capiti anche a voi. Se andate qui dentro, andate nella pagina che stavamo cercando e qui potete scaricare i 2 volumi di cui è fatta la ricerca, e facendo un clic qui ho già scaricato tutto, poi vi faccio vedere che c'è dentro. Una cosa che FUP fa meritoriamente, poi però, come dire, non usa tutti gli strumenti necessari. Voi siete obbligati a cliccare questo Show More per aprire queste pagine e scoprire che ci sono anche delle altre risorse, oltre ai volumi. I volumi sono i PDF dei volumi stampati molto tradizionali, ma in realtà qui attaccato ci sono delle risorse digitali che sono accessibili se fate un clic qui. Se fate un clic qui andate in questa pagina e qui si dice che questa ricerca complessivamente mette a disposizione degli utenti anche una serie di risorse digitali, che sono mappe, banche dati geografiche e banche dati alfanumeriche, delle tabelle, diciamo così. Questi materiali qui, ora se abbiamo tempo cerco di farveli vedere, possono essere utilizzati quasi tutti, le mappe e alcune tabelle possono essere utilizzate molto semplicemente in questa forma, ma a un livello, come dire, di competenza più profonda possono essere anche usate per fare cose originali, per costruire, diciamo, conoscenza ulteriore rispetto a quella pubblicata nel libro. Se non è chiaro, spero che lo sia tra un momento. Queste sono appunto le due pagine che vi ho fatto vedere. Allora, la ricerca quindi non produce, devo essere onesto intellettualmente, non produce conoscenza originale propriamente, mette, come dire, riorganizza i materiali conoscitivi relativi al Catasto Generale Toscano di Terraferma per la comunità di Firenze, ha un corpus piuttosto articolato, insomma, le mappe, le tavole indicative, le tavole di stima, le riorganizza usando tecnologie digitali per rendere più agevole, come dire, la comprensione della conoscenza, delle informazioni che ci sono dentro. Perché si fa questa cosa? Tra l'altro devo dire che la ricerca è stata resa possibile all'inizio da un piccolo davvero, comunque contributo istituzionale dell'archivio storico comunale, che aveva bisogno di, come dire, c'aveva il problema di migliorare le condizioni di accesso al fondo in modo che le mappe venissero toccate il meno possibile, i documenti fossero più facilmente accessibili, le ricerche potessero essere fatte più velocemente. C'era un primo tema di quel genere lì. Dopodiché però è stato abbastanza chiaro che maneggiando i materiali, ricostruendo questa conoscenza, era possibile perseguire i 2 scopi che sono scritti qui. Da una parte, come dire, costruire un'immagine della Firenze del 1834, è una data, come dire, è l'attivazione del catasto, quindi la mettiamo come elemento, come data in qualche modo simbolo. Però le possibilità offerte dalle tecnologie permettevano anche di tentare una costruzione di una macchina che diacronicamente potesse leggere le trasformazioni intervenute dal 834 ai giorni nostri, è quello che effettivamente abbiamo cercato di fare, ma potenzialmente
il metodo potrebbe essere anche adeguato per inseguire le trasformazioni intervenute rispetto a uno stato precedente. Che cosa significa ricostruire l'assetto urbano del 1834? Allora, la fonte è catastale, dunque le informazioni, come dire, pertinenti sono quelle legate agli scopi e funzionalità del catasto. Quindi si tratta conoscere la consistenza morfologica degli spazi urbani, significa essenzialmente indagare sul rapporto tra spazi pubblici e spazi privati, tra spazi aperti e spazi edificati. Gli oggetti edilizi non sono conoscibili, diciamo, nella loro natura morfologica piena, però sono conoscibili, diciamo, per la loro natura tipologica. Diciamo. Possiamo cominciare a capire dove sono collocate le case, e dove sono collocati i palazzi, e dove sono collocate le botteghe. Insomma, questi termini alludono appunto a una consistenza tipologica, diciamo, più che formale, no, degli oggetti. L'incrocio tra le fonti e quindi l'intervento, perché devo anche ammettere che operazioni di questo tipo sono già state tentate, esistevano materiali di questo tipo qui. Credo che noi abbiamo fatto qualcosa in più. Una delle cose in più che abbiamo fatto è incrociare l'informazione contenuta nel corpo maggiore, diciamo, dell'archivio. Dopo vediamo, insomma, mappe e tavole indicative. Abbiamo utilizzato anche degli strumenti, delle fonti più sottili, più nascoste, le tavole di stima che ci hanno dato informazioni anche sugli gli usi fini, diciamo, come i settori merceologici delle botteghe e così via. E poi, siccome si tratta di informazioni di natura catastale, naturalmente una indagine pertinente e possibile è quello che riguarda la distribuzione, diciamo, delle proprietà. Ora, naturalmente a me interessa di più questo come dire, per attitudine, diciamo, mi interessa più questo obiettivo, il secondo obiettivo, cioè ricostruire le variazioni, diciamo, che sono intervenute da quel momento fino ai giorni nostri. E anche qui quello che si può ricostruire riguarda gli elementi pertinenti per la descrizione catastale che abbiamo visto prima, e dunque l'impianto degli spazi pubblici, il rapporto tra spazi edificati e spazi aperti e gli allineamenti edilizi. Poi vediamo meglio che cosa può voler dire. Perché credo che questa cosa sia interessante? Credo che sia interessante dal mio punto di vista di urbanista, è interessante perché la conoscenza contribuisce alla costruzione di scelte più ragionevoli. È chiaro che se uno individua delle condizioni di integrità rispetto a uno stato storico dei tessuti edilizi del centro, possono essere definite le politiche di tutela di quell'integrità o comunque, come dire, di miglior condizioni di trasformazione rispetto al riconoscimento di quella integrità. Insomma, ecco, l'idea è che questo lavoro possa essere utile anche da questo punto di vista. Ora io dico delle cose scolastiche, mi scuserete, ma giusto rapidamente per, come dire, spiegare meglio che cosa intendo esprimere. La capacità, il limite della descrizione catastale ha a che fare con gli scopi della descrizione catastale. Il catasto si fa per ordinare il sistema delle imposte in modo tale che ci sia una qualche proporzionalità tra la dimensione e l'uso, diciamo, di un bene immobile e il tributo che si deve pagare per quello. Quindi il rilievo catastale innanzitutto divide gli spazi di proprietà pubblica da quelli di proprietà privata, perché evidentemente la questione di imposizione fiscale è decisiva. Dopodiché divide la proprietà privata, quello che si chiama superficie fondiaria. Anche oggi io sto dicendo delle cose che in realtà riguardano il catasto come nella sua natura, diciamo, fino alla contemporaneità. La superficie fondiaria viene divisa in particelle, in porzioni di spazio che sono omogenee o per proprietà o per uso per tutte e due le cose. Poi vediamo, questa cosa può essere più complicata. Poi, qui diciamo soprattutto mi riferisco al catasto storico, le misure delle particelle, la descrizione geometrica delle particelle viene affidata a dei documenti cartografici, le mappe, e invece la descrizione del carattere di ogni singola proprietà, di ogni singola parcella, viene affidato a delle tabelle, lo dico in termini contemporanei, ma comunque delle tabelle che sono nei termini, diciamo, del catasto generale toscano, le si chiamano tavole indicative.
questa qui è una mappa, ce ne sono molte edizioni, non sono esperto di fonti, ma insomma qui ci abbiamo, quindi nel caso, come dire, risponde qualcuno per me, ci sono diverse edizioni delle mappe del Catalogo Generale Toscano di Terraferma per la Comunità di Firenze. Qui forse riconoscete il Pentagono di Piazza Santa Maria Novella, l'Arno, lo vedete, e così via. Che informazioni ci sono qui dentro? Appunto, ci sono la descrizione, la prima informazione direi è la separazione tra spazi pubblici, le strade e anche le acque pubbliche, l'Arno, che si riconoscono chiaramente visivamente, non hanno per esempio i numerini sopra, no? Se non c'è un numerino sopra è spazio pubblico, diciamo. Se c'è un numerino invece il numerino indica proprio la presenza della particella. Ci sono, e quindi le particelle sono delineate in questo modo. Questa edizione qui esprime in modo chiaro anche la differenza sulla particella, nella particella, tra la parte edificata che ha un tetto sopra e la parte non edificata. La parte edificata la vedete in rosa, diciamo, la parte non edificata è col numerino, con una graffetta comunque nel fondo del colore del fondo della carta. Ci sono anche delle altre, e queste sono, come dire, ma questa informazione qui non è propriamente l'articolazione interna della particella tra parte edificata e parte non edificata, non è propriamente pertinente da un punto di vista catastale. Qui tutto questo lo dico per dire che sulle misure, perché dovremo interrogarci anche sulla precisione di questo rilievo, la precisione geometrica di questo rilievo. Ecco, allora dico, ci sono alcune questioni che riguardano la separazione tra spazi pubblici e spazi privati, che riguardano l'articolazione delle particelle, rispetto alle quali possiamo come dire, immaginare la massima precisione rispetto alle modalità, alle tecniche di rilievo del periodo. Altre questioni, per esempio l'organizzazione delle corti interne, forse lo posso far vedere col puntatore, l'organizzazione delle corti interne, ecco, queste qui vanno prese con le molle, diciamo dal punto di vista della precisione geometrica. C'è una corte, è più o meno grande così, però se è in quella posizione, insomma, dobbiamo essere più prudenti. Poi ci sono altre informazioni, come dire, che hanno una natura più topografica, diciamo, che catastale. Il fatto che questo edificio sia colorato in quel modo testimonia il fatto che c'è una funzione religiosa, ma appunto è una questione, come dire, accessoria che migliora la qualità della descrizione, assolutamente, diciamo. Qui ci sono altre questioni interessanti, diciamo, per chi si occupa di cartografia. Vedete, c'è una specie di ombra, c'è un'ombra convenzionale. In una particella, due lati, come dire, sono più spessi dei lati in un'ipotetica posizione del Sole in alto a sinistra, per esempio. Questo dà l'idea della consistenza tridimensionale, diciamo, degli oggetti. Allude, certo non c'è nessuna proporzione, ma insomma allude a questa idea tridimensionale. Poi ci sono anche dei segni accessori che riguardano, per esempio, l'organizzazione dei giardini, alcuni elementi monumentali, ecco, anche questi non hanno propriamente una rilevanza catastale, però ci sono e sono interessanti. Le cose che ho detto sono scritte qui e quindi ecco, qui per esempio questa è un'altra edizione più povera, diciamo, dal punto di vista della rappresentazione grafica, in modo, come dire, anticonvenzionale. La sorgente di luce è messa in basso a destra, che è proprio innaturale, diciamo, no? Come dire, per una serie di questioni noi ci immaginiamo, quando vediamo le ombre nelle mappe, le interpretiamo perché immaginiamo che la sorgente di luce sia in alto a sinistra. D'altra parte noi scriviamo da sinistra a destra e, come dire, la luce nella nostra esperienza di vita viene sempre dall'alto, diciamo. E qui vedete invece che l'ombra, questa qui, insomma, l'ombra, questo è un artificio grafico che allude a quella posizione, è un segno che ci aiuta a definire che questa è una parte edificata. In quella posizione lì, quella lì è una corte, non posso essere sicurissimo, ma insomma ho l'impressione che sia una corte e non c'è nessun segno che mi aiuta, diciamo, a capire che questo è un vuoto. Va bene. Ecco, abbiamo detto alcune questioni che riguardano la descrizione della natura geometrica delle particelle. Ora c'è la questione delle caratteristiche delle particelle, cioè che usi si fanno, di chi è il proprietario e così via. Quindi queste caratteristiche, proprietario,
carattere edilizio, si tratta, su questa particella c'è una casa, c'è un palazzo, c'è non tanto il numero dei piani, non tanto. Il numerino indica la particella, certo, però la particella può essere fatta di tutti. certamente, Il numerino non basta, assolutamente no. Questo è il problema, no, ne parliamo dopo, no, ma effettivamente questo. Allora, le questioni come dire, pertinenti da questo punto di vista sono registrate in queste tabelle che si chiamano tavole indicative. Le tavole indicative, ve le faccio vedere, ma sono appunto in termini contemporanei sono una tabella, righe e colonne. Le righe corrispondono a ciascuna particella, ciascuna riga corrisponde alla particella, le colonne corrispondono rispetto a una serie di categorie predeterminate, specie di proprietà, proprietario, eccetera, eccetera, le caratteristiche di quella particella. Questa cifra la faccio perché, come dire, mi mullo, diciamo, mi sono orgoglioso di questa misura. Ci sono 17.680 appezzamenti, cioè sono misure di una certa consistenza. Ecco, le tavole indicative hanno questo aspetto qui, cioè proprio delle tabelle, vedete le righe per ciascuna particella, le colonne corrispondono a quelle caratteristiche lì. Il numero dell'appezzamento è il numerino, è il numero che identifica la particella a cui ci si riferisce. Ci sono altri riferimenti legati a altri, che legano la particella a altre descrizioni dentro il complesso, diciamo, dei documenti. Quello che è più evidente è il cognome e il nome del proprietario, il patronimico e così via, la specie della proprietà sulla quale dopo dobbiamo dire qualche cosa, la superficie della proprietà in braccia quadre, quanto è grande. E dopo vediamo delle cose. Ecco, uno degli elementi, diciamo, di interesse di questo lavoro è che è stato consultato anche l'archivio, anche i documenti delle tavole di stima, che sono documenti preparatori rispetto all'impianto generale del catasto, di questo tipo qui, che non hanno quella natura secca, asciutta, diciamo, che abbiamo riconosciuto alle tavole indicative, ma, come dire, siccome hanno lo scopo, diciamo, di misurare quantitativamente il tributo che corrisponde a una certa uso, a una certa distribuzione, a un certo stato di conservazione, ci sono descrizioni molto estese, diciamo, e che è difficile ridurre alla secchezza delle tabelle che abbiamo visto prima. Però lì dentro c'è una quantità di informazioni straordinarie, cioè per esempio in una specie d'uso che nelle tavole indicative è indicata come bottega e basta, qui è indicata come cappellaio, voglio dire, si identifica il genere merceologico che è associato appunto, è effettivamente esercitata. Qui nella descrizione effettivamente della proprietà possono essere individuati anche alcuni elementi che ci aiutano a capire di quanti piani è fatto, cioè si può come dire, arrivare a una descrizione tridimensionale. La dico, come dire, con troppa leggerezza, diciamo, da urbanista, però la dico, cioè questo è un mondo, il catasto, come dire, viene inventato in un mondo in cui la ricchezza si va sulla terra, sul suolo, quindi è bidimensionale, cioè il catasto nasce bidimensionale e resiste per molto tempo con questa idea bidimensionale. Le questioni, diciamo, di registrazione, mentre la proprietà, chiunque viva in città sa che si articolano tridimensionalmente, il proprietario del primo piano può essere diverso dal proprietario del secondo piano, diciamo. Quindi ci sarebbe bisogno di una cosa che regola questa faccenda. Il catasto italiano ce l'ha, ma ci vorranno da qui, non lo so, una quarantina d'anni, e il subalterno, che è un'espressione che probabilmente conoscete, ecco, però insomma in questo mondo qui ancora il subalterno non c'è, ma poi ci torniamo. Alcune considerazioni sull'articolazione della proprietà delle tavole di stima ci sono. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, per ciascuno dei 17.000 spiccioli particelle, abbiamo integrato le informazioni che vengono dalle tavole indicative e altre informazioni che sono desunte viceversa dalle tavole di stima. E sono tutte integrate in una tabella, come questo è un pezzettino della tabella, che potete, è una delle risorse elettroniche, cioè questa non è pubblicata tutta, anche qui gli storici che erano nel gruppo di lavoro dicevano no, qui pubblichiamo tutto, dico
ma guardate che 17.000, e infatti veniva fuori che c'erano 5 volumi, era una cosa impossibile. Allora le risorse digitali, questo è un PDF che uno se lo mette nel computer, lo cerca, come PDF, se uno cerca un certo numero lo trova molto facilmente, altre cose. Come dire, non c'è il feticismo, diciamo, dell'oggetto, ma comunque 2 libroni abbiamo prodotti lo stesso. E questo mi sembra molto più flessibile. Allora, per ciascuno di questi c'è un ID, un identificativo che aiuta a fare altri tipi di operazioni, ma ha un aspetto di tipo tecnico. Dopodiché ci sono indicazioni archivistiche, volume, carta, per individuare il documento da cui queste informazioni sono tratte. Dopodiché questa sezione identifica la particella univocamente, poi vediamo come, insomma, i numeri, avete una pratica del catasto, diciamo, tutte le particelle hanno un numero diverso all'interno di una sezione. Dopo un'altra sezione ricomincia la numerazione, quindi per individuare esattamente una particella non bisogna soltanto sapere il numero, ma anche a quale sezione appartiene. Non so se mi sono spiegato, se non ci sono riuscito, tra un po' c'ho una figurina su questo. Poi abbiamo, ecco, queste informazioni qui derivano dalle tavole indicative. E queste voci, specie della proprietà, identificano appunto, come dire, in termini contemporanei si direbbe la tipologia edilizia, ma anche insomma con qualche difficoltà. Comunque identificano l'oggetto, diciamo, dal punto di vista della sua consistenza morfologica, e la consistenza morfologica è descritta con questi termini che riguardano funzioni. Non insisto perché ci dovrei avere una slide anche su questo. Qui c'è la superficie in braccia quadrate, qui c'è la sua equivalente in metri quadrati. Ecco, dalle tavole indicative sono desunte viceversa le indicazioni toponomastiche, cioè non di tutti. Per esempio i numeri civici sono presenti solo negli ingressi alla residenza. Cioè gli ingressi alla residenza hanno un numero civico, sempre, non è detto che per altre funzioni ci sia un numero civico, e qui invece infatti si vede, no? Per altri tipi di funzione qui c'è la specie d'uso che è riportata nelle tavole di stima, cioè qui bottega non abbiamo grandi avanzamenti di informazione, però in questo tavole indicative dicono bottega e le tavole di stima dicono tappezziere, che insomma mi pare rilevante. Questa è la descrizione la descrizione del significato di tutte le voci di quella tabella di prima, ma ce lo siamo già detti. C'è anche la questione delle proprietà. No, abbiamo detto che le tavole indicative riportano anche il proprietario di ogni singola particella. Allora, noi abbiamo deciso di separare in 2 tabelle le informazioni relative alla specie d'uso della proprietà e ai proprietari. E l'abbiamo fatto per una questione di natura tecnologica, perché insomma, forse qualcuno di voi ha una qualche pratica di database, la relazione tra le particelle e i proprietari è molti a molti. Vuol dire che una particella può avere più di un proprietario e un proprietario può avere più di una particella. Questo rende impossibile fare una mappa tematica sulla proprietà, almeno sulla proprietà a questo livello fine, e rende impossibile anche fare una tabella. Diciamo. Quello che si può fare è un database relazionale e noi pubblichiamo gli elementi in modo da ciascuno può con le 2 tabelle metterle in relazione attraverso l'ID a pezzamento e costruire il database relazionale, poi fare tutte le indagini che vuole, diciamo. Non è complicato, diciamo, è una questione relativamente banale. Vi faccio vedere che non dico bugie, c'è sempre questo tempo di, vediamo se ci arrivo, devo farlo meno possibile. Ecco, allora qui dentro c'è il contenuto di quello dei libri e delle risorse digitali. No? Allora, testi sono quei 2 volumi là, sono questi 2 volumi. Ve li faccio vedere. Volume 1, per esempio. Volume 1 è questa roba qui, ce l'avevo già aperto. È questo che appunto è il PDF del volume, che il primo volume c'ha
va bene, dei saggetti che spiegano un po' le cose che ho detto e altre cose che non sono in grado di dire. Poi ci sono, basta, potete sfogliare. Il secondo volume contiene soprattutto serie cartografiche che vediamo dopo. Questa cosa mi era venuta in mente per farvi vedere quello che c'è dentro tabelle. Ecco, dentro tabelle voi avete dei PDF, per esempio se io apro questa tabella appezzamenti PDF, c'è anche una copertina e poi vedete che ci sono i 17.000 e via via. Il PDF è abbastanza gestibile, queste sono 374 pagine in formato A3, quindi stamparle era insomma francamente eccessivo. Poi abbiamo i proprietari e questo è l'elenco di tutti i proprietari delle particelle di Firenze dentro le mura 1834. Sono valori univoci, cioè considerando ogni proprietario una volta sola, ce l'avevo un appunto, ma insomma sono 5.000 persone, grosso modo. 5.000 proprietari, poi dopo vediamo due cose che hanno, insomma, come dire, ruoli e ricchezze molto diverse tra di loro, ma insomma questo, e qui ci sono tutti con riferiti alle proprietà che hanno. Allora, questi materiali qua sono anche, aspetta se riesco, sono anche, vedete in questo formato CSV, che vabbè, insomma, se siete curiosi, ma non è molto importante, è un formato proprio di tabelle che voi potete tranquillamente importare dentro Excel, database nazionali tipo Microsoft Access, come dicono quelli che parlano bene, io dico di solito Access, bisogna che lo dica, qui in onestà, insomma si possono usare direttamente questi materiali qui. Sulle proprietà, ma ve le faccio vedere dopo, abbiamo fatto già delle indagini dirette. Poi qui ci sono le mappe ai quali diamo un'occhiata dopo, e qui ci sono le banche dati geografiche che, se c'è un po' di tempo, ma forse sì, vi faccio vedere perché so che qui ci sono molti insegnanti. Allora, secondo me questa è roba mondiale, diciamo, da far vedere a una persona in formazione, veramente istruttiva, diciamo. Ritorno al PowerPoint. Faccio questo e provo con blackout, che spero duri poco. Ecco, qui io ci sono già e siamo arrivati. Allora, andiamo avanti. Queste sono le informazioni che abbiamo sul tipo di proprietà, cioè il nome del proprietario, se ci sono dei comproprietari, il padre, se è una moglie di qualcuno, una vedova di qualcuno, siamo nel 1834, quindi, e se è un'eredità indivisa e altre questioni di questo tipo. Ecco, dal punto di vista della numerazione, il territorio della comunità, quello che oggi, ora io mi permetto, si direbbe comune, ma insomma, come dire, l'ambito amministrativo al quale ci si riferisce è diviso in sezioni. Secondo criteri di coerenza toponomastica, vi faccio vedere poi le sezioni di Firenze, e ciascuna sezione è divisa in foglie. Allora, questa è la divisione della comunità di Firenze. La comunità di Firenze è Firenze dentro le mura, cioè corrisponde esattamente a Firenze dentro le mura, un parterre qua, e corrisponde esattamente. La divisione in sezioni corrisponde in qualche modo ai quartieri che potevano essere interessanti, cioè i criteri sono sempre gli stessi. Avete presente i criteri con cui si definiscono le sezioni di censimento nella contemporaneità? Cerchi di fare degli agglomerati che certo, come dire, sono contigui, ma sono un numero controllabile, diciamo. Tendi a distribuire, diciamo, lo stesso numero di oggetti nelle diverse parti. Questo qui è all'interno delle sezioni la divisione in fogli di ciascuna sezione. I fogli, se una sezione è piuttosto piccola, la F è molto piccola, non ha bisogno di essere divisa in fogli. La A è più grande ed è divisa in 3 fogli. Questo lo dico da cartografo orgoglioso, è divisa in 3 fogli per il semplice motivo che devono stare nella mappa di quella dimensione. Cioè, la mappa ha
a persone più giovani di voi, quindi mi scuserete, insomma, gli faccio sempre questo discorso. In italiano, no? Carta e mappa derivano dal materiale di cui sono fatte queste cose. La carta è la carta, la mappa è un tessuto che si arrotola. Questa faccenda qui, come dire, mi sembra che descrive meglio che cos'è una carta che usi, che la porti in giro con te, che è portatile, che puoi gestire. Appunto, siccome c'è bisogno di gestirla, non puoi fare fogli troppo grandi, quindi devi stare in una cosa che diremmo oggi una 0, diciamo 60 per 80 centimetri, in modo da poterli gestire, appoggiare sul tavolino e così via. Allora, vediamo un po' alle questioni cartografiche, riportandole un po' alla contemporaneità. In termini contemporanei, la struttura logica che abbiamo visto, mappe, tabelle, è una cosa che si chiama banca dati geografica, cioè un database che tra gli elementi che contiene anche informazioni riferite nello spazio, che per esempio le dimensioni delle particelle, la posizione delle particelle, le relazioni geometriche tra le particelle. Allora, quello che abbiamo cercato di fare, in realtà abbiamo fatto, sì, lo dico, abbiamo fatto, è trasferire le informazioni contenute nella forma logica, perché è abbastanza semplice, la forma logica era esattamente la stessa, abbiamo trasferito quelle informazioni nella forma contemporanea di un sistema informativo geografico, cioè di una tecnologia che è in grado di gestire una banca dati di tipo geografico. Quella l'abbiamo fatto. Non è un virtuosismo, cioè non è che l'abbiamo fatto per virtuosismo, certamente ci sono molti vantaggi dal punto di vista della capacità di produzione di carte, di mappe, tailor made, fatte su misura rispetto alla propria esigenza, dopo ne vediamo degli esempi, ma c'era questa questione, il sistema informativo geografico, ora qui c'è il rischio che la faccia troppo complicata, ma proviamo così. Avete presente il foglio A0 in cui c'è la mappa con le particelle disegnate sopra? In quel disegno lì, anche in quella forma, le particelle hanno una loro collocazione geografica in uno spazio, hanno una collocazione spaziale, però in uno spazio che è limitato al foglio. Cioè questa particella dentro un rettangolo, questa particella è in questa posizione e questo punto è in questa posizione a una certa distanza dalla dimensione orizzontale, a una certa distanza dalla dimensione verticale. In un sistema informativo geografico questa posizione non è riferita al foglio della mappa, ma all'intera superficie terrestre. Questo è il principio che fa funzionare Google, per dire una cosa a cui siamo abituati, e è questo che ci mette nelle condizioni di confrontare lo stato dei luoghi al 1834 con lo stato dei luoghi al 2017 e con tutti gli stati dei luoghi di cui abbiamo una documentazione codificata in quel modo lì. Perché le coordinate di un punto sono quelle coordinate di un punto. Questa è l'idea, diciamo, generale. Quindi non è solo un virtuosismo, ci permetterà di fare delle cose che vediamo tra un attimo. La vettorializzazione. Per fare questa operazione, per usare questo tipo di tecnologia, bisogna trasformare le informazioni che noi riconosciamo visivamente nella mappa, riconosciamo tutte le particelle, bisogna formalizzarle in una descrizione matematica concreta, cioè bisogna vettorializzarle, trasformare ogni rettangolo, diciamo, in una serie di punti con delle coordinate in modo da poter riconoscere la figura. Diciamo, si fa una cosa che, insomma, come dire, forse tutti capiscono questa parola, si lucidano le mappe, come dire, riproducendo su un supporto digitale le posizioni dei vertici che definiscono ogni singola particella. Questo è stato fatto per non le 17.000 ma le 15.000 particelle disegnate, dopo vediamo perché. Si fa questa cosa, si trasforma un disegno in una serie di rettangoli rappresentati in questo modo. Si fa questo. Questa è propriamente la vettorializzazione. Ma c'è una questione, come possiamo fare a fare questa, come si fa tecnicamente? C'è una metodica, diciamo, per fare questa vettorializzazione. Allora, anche qui c'è un discorso complesso, però al quale tengo parecchio, perché nella relazione con gli storici soprattutto. Allora,
Questo che vedete qui è la sovrapposizione, perché mettere a confronto informazioni contemporanee con informazioni storiche non è una cosa che ci siamo inventati noi, ovviamente, ma nemmeno per il catasto del centro di Firenze. Questo è l'esito di un pubblicato di un progetto di Regione Toscana del Ministero dei Beni Culturali che si chiama Castore, che forse conoscete, Catasti Storici Regionali, che mette a disposizione degli utenti la georeferenziazione delle mappe raster. Avete pratica di questa cosa? Se no facciamo un esercizio veloce. Facciamo un esercizio, tanto un po' di tempo. Facciamo un esercizio. C'è il blackout, vabbè, un attimo, dura poco, sì. Allora, c'è questa cosa, ecco, vado un attimo su internet. Ce l'ho già aperto, però facciamo allora proprio un esercizio. Se io metto Castore, Regione Toscana, proviamo a partire da qui. Mi va su questo che non è quello che volevo. Allora metto, scusate, Geoscopio Castore. Consiglierei Geoscopio Castore. Esatto, vediamo un po' dove mi va. Ecco, vedi, SIT è il primo risultato questa volta, Castore, Catastrofi Storici Regionali. Clicco qui dentro. Allora, clicco qui, questo è un WebGIS, insomma si direbbe, il GIS, ce lo siamo detti, è un GIS che gira su internet. È come Google, esattamente come Google. Questa è, a questa scala si vede tutta la Toscana, a questa scala ci fanno vedere l'inghirame, questo l'inghirame che regge questo tipo di ingrandimento, perché le mappe non vedremo assolutamente nulla. Io mi posso muovere, così come faccio con Google, su Firenze, per esempio qua. Aspetta un po', non sono ancora alla scala sufficiente per farmi vedere le mappe catastali, sono troppo lontano, quindi zoom ancora. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo visto prima, si vedono tutti, scusate, c'è appoggiato sopra il database topografico, ora spingiamo. Questi sono i documenti originali. Riferiti nello spazio grossolanamente. Perché dico grossolanamente? Andiamo un momento, prima ero dalle parti, qualche parte qua. Volevo vedere, ora mi sono già perso, proviamo, no, qui, proviamo qua. Questa è Santa Maria Novella, vero? Mi sembra di poterla riconoscere. La chiesa, la piazza pentagonale e così via. Io posso mettere in relazione, questa carta non è vettorializzata, è ancora un'immagine, diciamo, ancora un'immagine senza vettori. Posso però metterla in relazione appunto con il database topografico, che è il nome, diciamo, un nome che si dà alla cartografia contemporanea, va bene? Lo metto in relazione alla cartografia contemporanea. Vedo per esempio via Panzani. Via Panzani, qua. Vedete che su via Panzani, ora un attimo, accendo e spengo. Questo è il catasto storico, questa è la cartografia contemporanea. Catasto storico, via Panzani molto stretta, può darsi che non si chiami nemmeno via Panzani, a dire la verità, molto stretta, contemporaneo molto più larga, no? Quindi io cosa devo immaginare? Devo immaginare che via Panzani sia stata allargata, diciamo, no? Cioè, c'è una differenza notevole, diciamo, tra queste posizioni. È stata allargata. Poi però, e questo naturalmente è vero, però soffermiamoci un attimo per questo isolato. Allora, questo è il profilo del catasto storico di questo isolato. E questo, lo vedete, è il profilo della cartografia contemporanea. La domanda è, ma questo isolato si è spostato, è stato risagomato o è un errore del rilevatore? Domanda legittima, no? Allora, e qui diciamo, facciamo il dialogo tra un urbanista cartografo e uno storico. L'urbanista cartografo dice, da retta, è un errore di rilievo, queste carte hanno avuto delle formazioni nel corso del tempo,
sono state stiracchiate, nelle operazioni hanno subito l'umido, hanno avuto deformazioni anche piccole che però possono provocare cose di questo genere, sono state riprodotte, anche il processo di riproduzione può avere un effetto dal punto di vista delle formazioni. E quindi io non ho dubbi, cioè se io voglio, credo di poter emendare l'errore geometrico che c'è nella carta originaria utilizzando come fonte di informazione la posizione degli oggetti nel mondo, nell'attualità. Credo che abbiate capito. Lo storico, viceversa, faccio un po' di lo storico ha una, ossessione per il documento e quindi è terrorizzato dall'idea di smentire il documento, di modificare il documento, è una cosa proprio più forte e quindi c'è un'eccezionale resistenza a fare un'operazione che invece noi abbiamo fatto. Io l'ho sentito con le mie orecchie, hanno fatto un'operazione del genere sul catasto gregoriano per Roma, grande operazione, e hanno trascritto il documento così come lo vedevano, cioè lucidato, nel senso proprio hanno riprodotto tutti gli errori. All'osservazione, certo però, cioè osservazioni come dire di gente come me, certo però qui non è chiaro qual è l'errore, quando le cose sono modificate e quando è un errore di posizionamento, mi è stato detto, ma queste sono sciocchezze da architetti, insomma. Allora io penso che non sono sciocchezze da architetti per il fatto, altro blackout, piccolo blackout, perché prendendo, ovviamente qui bisogna assumersi delle responsabilità, bisogna riconoscere quali sono gli oggetti che sicuramente non hanno cambiato posizione e partire da lì per definire una serie di caposaldi rispetto al quale poi ricostruire l'operazione. E questo atteggiamento permette di ricostruire cose come questa, che si assume la responsabilità di dire, allora in rosso ci sono le particelle del catasto generale toscano, in azzurro ci sono le particelle di un rilievo catastale contemporaneo. Vedete le questioni che dicevo, siccome qui noi abbiamo ammesso che il profilo dell'insieme di corpo di fabbrica, il profilo dell'isolato è sicuramente lo stesso, noi l'abbiamo trascritto esattamente nello stesso modo. Quando invece sappiamo per certo che via Panzani effettivamente è stata risagomata, allora abbiamo disegnato, la via Panzani così come la vedevamo nel catasto generale toscano di Terraferma. Questa cosa qui per me questa roba, per il punto di vista che si diceva prima, cioè per la definizione di politiche di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, questa roba qui è veramente molto utile, perché definisce, io posso riconoscere che anche dentro via Panzani tagliata con le forbici, però persistono ancora nelle muri di separazione tra particelle, tra edifici contigui, persistono ancora degli allineamenti che derivano dallo stato dei luoghi precedente al 1834 e questa è un'informazione che gli architetti gli dovrebbe far comodo se definiscono delle operazioni di restauro o di riorganizzazione degli spazi lì dentro. Insomma, io trovo, perché sono un poco sofisticato urbanista, trovo questa carta veramente molto preziosa. Questa carta qui, la blackout, questa carta qui c'è tutta intera, è questa, ma dà un'altra soddisfazione se la vediamo qui. Si chiama, è dentro le mappe, è persistenza e variazione, è questa qua. Allora, qui si vede, allora, vi ricordate il gioco, rosso è demolito, detta semplice, viola, cioè rosso più blu è persistenze, era così ed è rimasta così, e azzurro è non c'era e ora ce n'è. Allora si vede bene che il centro di Firenze, ma insomma non racconto vicende
non sono adatto a raccontarvi cose che sapete benissimo. Il centro di Firenze è oggetto di un'operazione di sostanziale ridisegno, ci sono delle parti viceversa la zona della stazione. Tra l'altro qui c'è stato un periodo, vi ricordate che sui binari della tranvia, quando facevano la tranvia, si vedevano le fondazioni di questi edifici qui. Si vedevano proprio le fondazioni ortogonali al corpo di fabbrica di Santa Maria Novella, che è questo qua, che appunto scoperte, diciamo, dagli scavi che facevano per l'organizzazione della tranvia. Insomma, qui punto per punto si può riconoscere questo travolgimento delle parti centrali, la progressiva saturazione delle parti più esterne e così via. Insomma, la passiamo perché non c'è moltissimo, no, quindi andiamo avanti perché ho delle altre cose da farvi vedere. Scusate, mi sto divertendo, non so, mi rendo conto che sono ingenuo a dirlo, però è piacevole. Allora, a questo punto, una volta definito, diciamo, le misure vettoriali dello stato dei luoghi del 1834, noi abbiamo prodotto questa mappa qui, che questa mappa qui descrive con, vedete, qualche vezzo grafico che allude alle modalità tradizionali di rappresentazione, cioè più o meno i colori sono quelli. Qui ci abbiamo anche messo, forse si riesce a vedere anche da qui, ci abbiamo messo non solo i numeri delle particelle, ma anche i numeri dei civici. Quindi qui è possibile anche visivamente riconoscere i numeri civici. E la toponomastica è la toponomastica che è descritta nelle mappe delle catastali storiche. Che su questo però ci abbiamo informazioni anche su questo. Vedete, questo, ecco, a un livello di definizione più raffinato si vede questo. Questo da un punto di vista cartografico è un virtuosismo, questo lo devo dire. Francesca Furter è stato un eroe, perché sistemare le etichette nella posizione giusta, vi ricordo, queste sono 15.000, le particelle disegnate sono 15.000, disegnare, cioè collocare nella posizione esatta per garantire la leggibilità numeri civici e numero di particella è un'impresa veramente faticosa, ma insomma il risultato è questo qui. Allora, lo volete vedere nella forma più basica cos'è questa cosa qui, come banca dati geografica? Ve lo facciamo vedere? Ve lo faccio vedere rapidissimamente. Vi ricordate che si può, perché per tutti coloro che non avete visto un GIS, questo credo che vi farà una certa impressione. Allora, abbiamo detto che noi abbiamo le banche dati geografiche, sono queste qua. Parcellizzazione fondiaria, strade pubbliche, acque pubbliche, mura e segni di caratterizzazione topografica. Cominciamo da parcellizzazione fondiaria. Non la faccio lunga, vi apro questa cosa dentro un software che è in grado di gestire questa faccenda. Tra l'altro questo software qui è di pubblico dominio, diciamo, quindi è, come dire, ciascuno si può dotare tranquillamente, può usarlo per esercizi. Allora, come vedete, questo qui c'è la trascrizione vettoriale di tutte le particelle. Prendo, inutile che guardi lì, posso andare, torniamo dalle parti dove eravamo. No, qui ci sono queste cose, queste sono le singole particelle, come dire, attaccate a ogni singola particella, in relazione a ogni singola particella. Faccio un clic su questa particella. Vedete, io so quelle cose. Ogni singolo elemento è un oggetto, e questo oggetto ha queste informazioni qui. Per esempio ha alcune informazioni che abbiamo già visto, il numero civico è il 4202 di Croce al Tebbio, è una casa e altre questioni di questo genere. No? Cioè è già tutto incorporato in questo modo. Vi faccio vedere le strade, ecco, le strade credo che sia interessante. Metto le strade pubbliche. Allora vedete le strade pubbliche, ora spengo le particelle, faccio un clic qui, e queste sono le strade, sono ovviamente il negativo uno dell'altra. Si era detto, la prima cosa che fa il catasto è dividere il pubblico dal privato, e questo è. E la cosa fantastica, non devo esagerare, va bene, la cosa credo interessante di questa cosa è che io posso interrogare per esempio questo oggetto qua, questa strada qua, e io so che, vabbè, qui
questa è Via delle Belle Donne, nelle mappe del Catasto Generale Toscano di Terraferma, prima edizione, Catasto Generale Toscano di Terraferma, seconda edizione, TDS non me lo ricordo più, fino all'attualità. Io posso riconoscere, vediamo se ne trovo alcuni. Piazza degli Ottaviani, Via del Moro, proviamo ad andare, tutti mantenuti, proviamo ad andare in centro probabilmente qualcosa, per esempio proviamo questo, Piazza dell'Olio, vabbè, Ghetto senza nome, Piazza del Ghetto Nuovo, qui cominciamo a vedere delle cose, Via delle Oche è sempre la stessa. Comunque questo esercizio si può fare e si può verificare le trasformazioni toponomastiche. Voi, cioè, questa cosa è evidente, quello che è meno evidente, alla quale vi prego di fare attenzione, è che bisogna costantemente porsi il problema: ma dove finisce Via delle Oche? Perché vedete questi segni qua? Questi segni determinano la fine di una strada e l'inizio di un'altra, che fai sulla base di una variazione toponomastica, ma non è banale decidere dove finisce. Quindi anche qui possiamo esserci sbagliati molte volte, però ci siamo presi le responsabilità e per noi Via delle Oche finisce lì. In più Firenze è un posto anche curioso, cioè diciamo questo modo, il modo tipico di questa cosa si fa anche nella contemporaneità naturalmente, il modo tipico di cambiare, di indicare il cambiamento delle strade è questo crocevia, no? C'è una strada, la strada come in un senso si chiama in un modo, la strada in un altro senso si chiama in un altro. Ma a Firenze ci sono i canti che cambiano il nome, come dire, in corrispondenza effettivamente dell'incrocio, e quindi non sempre questa cosa è effettivamente efficace. Ripeto, possiamo aver fatto molti errori, però, come dire, questo è un materiale. La cosa interessante di questo modo di procedere e del fatto che tutti hanno a disposizione questi materiali qui, c'è scritto da qualche parte nel volum, quando trovate degli errori ditecelo, così cambiamo le cose. Voglio dire, questo è un prodotto che ciascuno di voi può migliorare, questo è il punto. Magari se ne dà evidenza, dico, aiuta tutta la comunità. Ho trovato questi errori, cambiamoli, e cambiamoli, li possiamo cambiare, è un materiale vivo da questo punto di vista. Allora, ritorno un attimo qui dentro. Ecco, sulla base, diciamo, di quella delle informazioni che ci sono, che sono messe in quella posizione, blackout, la mappa riporta quel tipo di informazioni, individua per esempio le parti edificate, le particelle, le parti non edificate, le particelle e se sono edificate e permeabili o sono edificate e pavimentate, non edificate e permeabili, orti per esempio, non edificati e pavimentate, acque private, c'è poca roba, gli edifici religiosi che abbiamo visto e così via, eccetera, eccetera. La mappa quindi che descrive lo stato dei luoghi della Firenze 1834 è questa. Questa è la fotografia costruita nei termini che vi ho raccontato della Firenze nel 1984. Anche questa c'è grande, si può esplorare e così via. Un altro vantaggio di, come dire, usare le risorse digitali. Cioè, allora, proviamo un po', anche qui mi prendo un po' di libertà. Diciamo, nella contemporaneità, l'orizzonte, diciamo, nella ricerca urbanistica nella contemporaneità è la forestazione urbana, l'aumento delle superfici permeabili in città, eliminare la tensione edilizia, aumentare la vegetazione in funzione della riduzione dell'isola di calore. L'avete già sentita questa espressione? Come dire, ricostruire un nuovo rapporto tra città e campagna. Cioè, mi pare che, insomma, non è che siano tutte queste novità, diciamo, Firenze nel 1834 è un posto in cui, posso dirvelo con sicurezza matematica, più della metà, il 53% della superficie fondiaria è aperta e vegetata. Poi vediamo come vegetata. Ma più della metà, non so se mi spiego, cioè la città tradizionale, più tradizionale, le parti più centrali dentro le mura, più della metà della superficie fondiaria è vegetata. La superficie edificata fa il 37,6, ci sono un po' di corti, un po' di altre cose. Questi conti qui fa effetto, no, dirla in questo modo, ed è possibile semplicemente perché è tutto in vettoriale. I conti naturalmente li fa la macchina,
in un momento quando gli si fanno le domande giuste. Qui c'è tutto un ragionamentino su il tipo di collegamento, la difficoltà del tipo di collegamento, e qui veniamo alla questione del subalterno. Cioè, avete capito come funziona, no? La mappa, il disegno originale viene vettorializzato, dopodiché a ciascun oggetto descritto dalla vettorializzazione è attaccata l'informazione che abbiamo preso nelle tavole indicative. Funziona in quel modo lì. È per quello che se io clicco lì, il software mi risponde: qui ho questa informazione, per questo motivo. Allora, però c'è un problema. Il problema è che le righe nelle tavole indicative sono, l'ho detto prima, 17.000, facciamo 18.000. Le particelle disegnate al suolo sono 15.000, cioè manca un po' di roba. Perché? Perché non si usa sistematicamente l'idea di subalterno. Cioè nel 1834 il problema dell'articolazione della proprietà privata tridimensionalmente, proprietà fondiaria tridimensionalmente c'era già, e dunque le tavole indicative risolvono questo problema mettendo al numero della particella dei suffissi in parte, sopra, sotto, bis, primo. Tra l'altro non usano sempre allo stesso modo, primo, secondo, terzo, quarto, che sarebbe più ragionevole, ma usano suffissi messi in modo un po' variegato. Non c'è nessun riferimento a questi suffissi in parte, bis, eccetera, nelle mappe. Dunque, quando ti trovi a fare questo collegamento, devi collegare la particella, la geometria della particella alle informazioni, però c'hai 3-4 righe di collegamento possibile. Quali scegli? Anche qui ci siamo presi delle libertà. Abbiamo scelto la particella che aveva le informazioni soprattutto sulla specie d'uso che erano più probabili che si trovassero al piano terra. Cioè noi abbiamo cercato di spostare, diciamo, nella rappresentazione cartografica, di visualizzare quello che ragionevolmente poteva essere presente al piano terra. Cioè il brodaio, il cappelliere, l'acquascedrataio, così a occhio non erano al secondo piano, no? E quindi probabilmente stavano al piano terra. Ci siamo presi questa libertà, però anche qui possiamo aver fatto molti errori, sicuramente abbiamo fatto molti errori su 15.000 oggetti, voglio dire. Queste sono le informazioni che sono appiccicate alla banca dati geografica che abbiamo visto prima. Cioè, quindi abbiamo alcune questioni che riguardano l'identificazione, sezione foglio particella, e il carattere edilizio che abbiamo desunto da come sono rappresentati nelle mappe, costruito, non costruito, chiesa e altre cose di questo genere. Se è un edificio religioso il suo nome, la specie delle proprietà sulle quali diciamo delle cose, la superficie batta quadrate, toponomastica, numero civico, uso secondo le tavole di stima, carattere funzionale dello spazio edificato se è uno spazio edificato, carattere funzionale dello spazio aperto se è uno spazio aperto e carattere vegetazionale dello spazio aperto, in qualche caso può essere pertinente. Ecco, qui siamo alla toponomastica, la cosa che non mi... Ecco, ASC toponomastica della serie conservata all'archivio storico comunale, quindi le 4 valori toponomastici che abbiamo visto prima. Il primo è quello scritto nelle tavole di Catastro Generale Toscano conservate all'archivio storico comunale. Il secondo è nelle tavole conservate all'archivio di Stato, ci possono essere differenze. Il terzo è nelle tavole di stima, è citato nelle tavole di stima, e il quarto è la toponomastica attuale, quella è stata dagli archivi del Comune di Firenze. Allora, le specie di proprietà. L'abbiamo detto prima, la specie di proprietà, le tavole indicative descrivono la specie di proprietà nel senso del tipo morfologico degli appezzamenti censiti. Non c'è una normalizzazione delle voci. Non c'è, allora ci mettiamo d'accordo, se ha queste caratteristiche la chiamiamo casa, come c'è la classificazione catastale C1, C5, avete presente? Ecco, non c'è niente di tutto questo. Ciascun rilevatore, come dire, usa un termine che meglio descrive quello che gli sembra la caratterizzazione come dire, morfologica, e quindi ci sono 659 termini diversi, cioè come descrizione di specie di proprietà, difficile orientarsi. Tra l'altro, la cosa che abbiamo imparato è che
se c'è scritto casa, non è detto che effettivamente funzionalmente sia una casa. Cioè si vede bene nella relazione tra la dichiarazione di specie di proprietà delle tavole indicative e quelle delle tavole di stima. Cioè un negozio è dentro una cosa che morfologicamente è una casa. Insomma, è molto complicato da questo punto di vista. Qui cosa abbiamo fatto noi? Allora abbiamo cercato di, come dire, riclassificare quei 659 termini in categorie, diciamo, omogenee, un pochino più semplici, distinguendo la casa, mettendoci insieme stabile, stanza, è tutto dentro questa idea di casa, casa e bottega, casa colonica, palazzo, palazzetto, palazzina, villa. Allora qui naturalmente, come dire, qui c'è margine, diciamo, di un ragionamento ulteriore e più fine, diciamo. Noi siamo arrivati a questo punto che ci ha, come dire, consentito di produrre un materiale come questo che appunto i colori identificano le specie di proprietà e le piccole scritte che si vedono per esempio meglio qui identificano il genere merceologico che è stato desunto dalle tavole di stima. Anche qui, insomma, sapere che qui c'era un calzolaio, cioè a me sono cose brillanti, diciamo. Cioè, scherzavamo, dicevamo possiamo venderla questa calzolaio dal 1834, cioè ci sono le prove qui effettivamente. Quindi il lavoro stanno facendo sui negozi storici, lo stanno utilizzando. Appunto, no, perché questo effettivamente è tra l'altro voglio dire qui davvero poi non mi fate domande sui generi, perché questi qui sono tutti piuttosto comprensibili. Panicocolo? Ecco, a parte il panicocolo, non chiedetemelo a me, però ci abbiamo gli esperti. Ecco, benissimo, vedete. Quindi insomma c'è margine anche per fare ragionamenti anche dal punto di vista di questo tipo di caratterizzazione. Questa è la mappa, diciamo, delle specie di proprietà estesa a tutta Firenze e naturalmente anche qui si può fare un esercizio, diciamo, di vedere quali sono le funzioni, non le funzioni, le specie di proprietà prevalenti. E le specie di proprietà prevalenti sono evidentemente quelle legate alla residenza, alla casa, il palazzo, e poi ci sono altre, quelle legate alle attività, diciamo, di amministrazione del culto, le botteghe, il commercio, la produzione, c'è anche servizi pubblici e così via. E qui vedete più o meno la ripartizione storica. Secondo me non c'è una cosa del genere sulla ripartizione degli usi contemporanei. Questo è interessante, si potrebbe vedere, no, vedere come sono le ripartizioni tra appunto servizi, commercio nella contemporaneità. Questa è un'altra, naturalmente rispetto alle parti centrali, qui siamo a San Lorenzo, cioè qui, come dire, la densità, diciamo, di queste anni. Questa mappa, come dire, mi dicono che qualcuno che ha visto questa cosa si è appassionato la usa come giochino, cioè nel senso che ha un'idea della strada e poi riconosce la permanenza o le variazioni, diciamo, Allora, le mappe tailor-made, diciamo. Cioè, una volta che noi abbiamo appiccicato a tutte le particelle che cosa sono, le informazioni su che cosa sono, possiamo fargli anche domande di questo tipo. Ma allora a Firenze le case, quelle che il catasto riconosce come case, come si distribuiscono nello spazio? Così, si distribuiscono così. Forse vedete anche voi che la parte centrale, no, la parte romana è abbastanza vuota, non ci sono case, diciamo. Questi sono invece i palazzi, quello che il catasto chiama palazzo. E il palazzo, naturalmente, la caratterizzazione morfologica sono tutti oggetti più grossi, sono palazzi, non c'è dubbio. Anche questi, come dire, sono più vicini alla parte centrale, ma insomma, come dire, stanno a distanza. E allora, queste sono le botteghe. Cioè, allora, è chiaro che possiamo cominciare a ricostruire una specializzazione funzionale dei quartieri rispetto appunto a alcuni caratteri di tipo morfologico e anche di tipo funzionale. Questa è la distribuzione delle botteghe, o meglio, in quello che il Catasto Generale Toscano chiama bottega,
dentro il centro storico di Firenze. Questi sono gli edifici che hanno funzione religiosa e, come dire, sono come le scuole nella contemporaneità, distribuiti bene, sì, devono, insomma, voglio dire, c'è una tradizione millenaria che organizza le parrocchie, cioè, insomma, si sa fare questo lavoro. Allora, poi c'è la caratterizzazione degli spazi non edificati. Interessante questa cosa, non c'è troppa informazione su questo, cioè le caratterizzazioni sono abbastanza generiche, però credo sufficienti. Allora, intanto la mappa, vabbè, non è particolarmente spettacolare, è il negativo di quella di prima, no, vedevamo che nelle parti marginali c'erano gli spazi aperti, qui la caratterizzazione cromatica è come dire, non è particolarmente espressiva, però questo credo faccia un certo effetto. Cioè, stiamo parlando di metà della superficie fondiaria di Firenze, no? Abbiamo detto, metà della superficie fondiaria di Firenze non è edificata ed è permeabile. La metà di quella metà, un po' di più, è orto. Cioè questa roba qui, questi spazi verdi sono vitalissimi, diciamo, e fanno produzione di seminativo arborato. Insomma, come dire, non sono luoghi, ci sono anche luoghi naturalmente, come dire, di delizia, ma per lo più hanno un carattere, diciamo, di produzione, in quantità davvero molto consistente. Del verde, Anche il bosco. Questa è la percentuale del... Poi diciamo che l'urban jungle non è propriamente inventata, diciamo, nel XXI secolo. Questo è, allora, l'abbiamo visto prima, credo, è l'elenco è la tabella della proprietà dei privati. Quindi qui ciascuno può cercarsi, diciamo, qualche sul proprio antenato, può cercarsi e il PDF vedere com'era la situazione, diciamo. Mi ero preso due appunti comunque il punto mi sembra di poter dire ci sono 80.000 abitanti più o meno dentro la parte centrale, 5.000 proprietari, quindi c'è questa distribuzione qui e naturalmente però la distribuzione non è, come dire, è molto differenziata. Questa è la classifica dei proprietari fondiari a Firenze 1834. Prima classifica Giuseppe Bartolomeo Schiozzi Ridolfi, che c'ha effettivamente una quantità molto consistente di proprietà fondiarie. Schiozzi o Strozzi? Schiozzi. E poi eccetera. Anche qui io penso, noi non siamo stati buoni, diciamo, a tirar fuori granché oltre la classifica, diciamo. Però penso che appunto siano, come dire, risorse informative disponibili per chi vuole occuparsi di queste faccende. E mi sto avvicinando alla fine e abbiamo anche, questa è la tabella dell'elenco delle proprietà degli enti. Anche questa è piuttosto interessante perché quella lì è la tabella delle proprietà delle persone fisiche, diciamo. E questi invece sono gli enti. Abbiamo prodotto appunto per ciascun ente l'elenco delle particelle di cui è proprietario e la quantità sommata, la somma, diciamo, in metri quadri e in braccia quadre di quello che è proprietario. E quindi credo di averci le ultime due slide, che sono queste, che è la distribuzione delle particelle di proprietà pubblica. Anche qui riconoscete cose, la fortezza, Pitti, insomma, la distribuzione di questi oggetti nello spazio del centro di Firenze, e questa, che è l'ultima slide, è la distribuzione delle proprietà di enti religiosi, diciamo, non sempre utilizzate per il culto, diciamo, ancora tanti. Bene, questo è quanto. Come avete visto, cioè questo davvero è un contributo all'uso di questo materiale, che è anche piuttosto semplice, diciamo, no? Da interpretare in operazioni diverse, lo studio naturalmente, ma anche, come dire, operazioni più ludiche, diciamo, di costruzione di conoscenza. Grazie tanto. Grazie a te.
Quella pieni vuoti, sì. Ci mettiamo l'occhio. Sì. Complimenti, un lavoro straordinario, un'università di informazioni utilizzabili in vario modo. È vero.